Ecco qua, via Rio dei Casai, giù in fondo l'incrocio con la strada che porta a Rindola. Diciamo che più o meno all'altezza di dove viene fatta questa ripresa dovrebbe essere costruita la rotonda che poi con la strada proseguirà fino a arrivare più o meno all'altezza di Via del Carso, quindi diciamo al di là di questo gruppo di alberi che vediamo. Qui davanti vediamo la costruzione del liceo, quindi ricordiamo che la strada passerà rispetto a questa inquadratura alla destra del liceo e compresa fra le case che vediamo giù in fondo, fino ad arrivare a costeggiare i Talcementi. Quindi qui più o meno cadrà la rotonda adesso indicativamente, la strada proseguirà fino all'altezza di Via del Carso, dove prima comincerà a scendere fino ad abbassarsi con un sottopassaggio sotto Via del Carso per risalire dopo 50 metri più o meno all'altezza dell'attuale parcheggio del liceo a fianco di Talcementi, e da lì la strada proseguirà fino a sovrappassare il Meschio con una specie di piccolo viadottino e poi a ributtarsi con una rotonda sulla sinistra di Vittorio 2 all'altezza di Via Virgilio, dove attualmente ci sono le macchine in esposizione. Quindi più o meno, grosso modo, abbiamo dato un'idea di quello che sarà il tracciato di questa tangenziale e di come distruggerà tutta quest'area verde, che forse è una delle più belle che rimane a Vittorio. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguire questo sito e a partecipare attivamente se volete impedire anche voi che questo scempio abbia luogo.